La Sestrese di Monteforte ospita il Serrarico per la quarta giornata del campionato di promozione Girone A. Verde Stellati reduci dall'inaspettato KO di Ceriale. Serra ancora con il segno 0 nella casella delle sconfitte. Primo quarto d'ora di ordine tattico al 18esimo, prima occasione per i padroni di casa, cross di Sighieri da destra, sforbiciata spettacolare di Anselmi, palla di poco a lato. Passano 3 minuti, Grillo di testa spostato dall'avversario al momento dell'impatto con la sfera, manda a lato. Minuto 22, chapeau per Rotunno, sventola da fuori area, palla dritta sotto l'incrocio dei pali e gran gol per l'ex Sestrese. Serra cinico e spietato. Gara vivace, Anselmo al 28esimo lascia Macciò sul posto ma scarica su Romeo in uscita. Serraricoca al 41esimo colpisce per il raddoppio, azione di contropiede sull'asse Sardu Di Pietro, Rovetta smanaccia sul pallonetto, non può nulla sul successivo colpo di testa del 10 ospite che rimane dolorante dopo lo scontro con Grillo nella circostanza. Reazione d'orgoglio verde stellato 2 minuti più tardi, Anselmi chiama Romeo alla deviazione in corner. Daniele Orlandi con riprese e montaggio ci guida ad una seconda frazione che si apre nel migliore dei modi per gli uomini di Monteforte. Sighieri pesca Anselmo in aria, contatto con Macciò, rigore che lo stesso 8 di casa trasforma per l'1-2. Al 55esimo Sighieri impegna ma non supera Romeo direttamente da calcio piazzato. 2 minuti dopo Bianchi sulla linea di porto salva sul destro di Dangredi a botta sicura. È il 60esimo quando un Bianchi sontuoso va vicino al gol di testa, sfera che lambisce l'incrocio di pochissimo. Sestrese tutta in avanti, 85esimo Anselmo libera Perazzo davanti alla porta, incredibile liscio del difensore di casa. Il forcing viene premiato nel finale grazie al pareggio di Fiordalisio su assist di Anselmo. Sestrese che agguanta al pari nei minuti finali con un gol di Fiordalisio, pari nettamente meritato per gli uomini di Monteforte che hanno attaccato dall'inizio alla fine della partita. Dal canto suo il Serra si può dire comunque soddisfatto per una partita in fase di attesa ben giocata. Da Borzoli è tutto, a voi la linea studio.